Presidente Bertolini, la prestazione, intanto complimenti, la prestazione più in attesa ma più dolce sul campo forse più difficile di tutta la categoria. Sì, ha perfettamente ragione, è un risultato per noi inaspettato, anche se devo dire che per le caratteristiche che abbiamo riusciamo a fare risultato con le squadre più blasonate, perché abbiamo fatto 6 punti anche con i Dolomiti e quindi insomma abbiamo questa caratteristica che molto probabilmente quando ripartiamo in contropiede siamo molto bene. E devo dire che il risultato per noi è un toccasana, perché avevamo bisogno di uscire da quelle acque che erano un po' poco piacevoli per noi, e una classifica che ho sempre detto ai nostri ragazzi che non ci meritiamo, perché la base è quella dello scorso anno. Lo scorso anno abbiamo fatto molto bene e noi non possiamo assolutamente rischiare di retrocedere, quindi dobbiamo salvarci il prima possibile. Ecco, è anche comunque un risultato che, visto che c'è uno scontro diretto da un'altra parte tra due competitor come Bassano e Briallignano, fa più piacere, anche perché è finita in pareggio. Finita in pareggio, quindi oggi ufficialmente saremo salvi. Quindi tutto molto bene, abbiamo affrontato sicuramente una grande squadra, con un grandissimo attacco, però credo che il mister ha impostato la partita nel migliore dei modi possibili per noi in questo momento, anche perché l'unico attaccante di ruolo titolare era fuori, e quindi devo fare i complimenti al mister e ai ragazzi naturalmente. Dal punto di vista dei risultati, che nel girone di ritorno avete comunque appunto migliorato molto in questa prima parte, no? Ma questa credo sia l'8ª partita del girone di ritorno e credo che con questa vittoria abbiamo esattamente i punti delle prime 8 giornate dell'andata, quindi stiamo rifacendo lo stesso percorso. Quindi diciamo che è la seconda parte che dovete... Dobbiamo migliorare nelle prossime 11 partite, perché l'anno scorso abbiamo subito un po' troppe sconfitte. Allora mister, 3 punti importanti per voi, no? Assolutamente sì, anche un po' inaspettati, bisogna essere sinceri, non bisogna fare nessun tipo, bisogna essere fenomeni, dai, sono 3 punti che ci danno tanto morale, ci fanno tanto comodo. Comunque la partita noi l'abbiamo preparata come sempre per cercare di vincerla, sapendo comunque che davanti c'è una super squadra, okay? Però penso che abbiamo fatto il nostro, l'abbiamo fatto bene, reggere la potenza del Treviso sia dall'inizio della partita poi con i cambi, per noi non è semplice. Prepararla anche è stata io ho un attaccante, allora noi abbiamo 2 attaccanti, okay? Uno è Corti e uno è Enchelica, poi non ne ho altri. Parlo di punte, però Enkel è più una punta da palla addosso, ma attaccanti che mi dà profondità ne ho uno e oggi non c'era. Poi per questione che il Treviso... Oggi non c'era perché... Corti era squalificato. Sì, era squalificato. Poi ho giocato praticamente l'attaccante che avete visto oggi, Dante Lomangino, è una mezzala offensiva, e perché ha giocato lui, abbiamo giocato praticamente senza attaccanti per una scelta, per far correre il Treviso, per giocare tra le linee, per far venire fuori lui e far andare dentro Peschiutta e Zupperdoni negli inserimenti, e anche perché le palle native mi serviva a centimetri per giocare contro il Treviso. L'abbiamo preparata tanto, sinceramente l'abbiamo preparata soprattutto, ma aspettavo il Treviso che giocasse con i 4 davanti come il secondo tempo, e dove l'abbiamo sofferti un po', ma l'abbiamo sofferti anche per stanchezza, un po' perché non siamo ripartiti bene nel secondo tempo. Poi
se riparti un po' meglio, e anche perché i nostri centrocampisti devono fare un certo tipo di lavoro, ripeto, con Treviso che giocava con le 4 punte. Poi inaspettatamente me li sono trovati a giocare in un'altra maniera e siamo stati bravi, dai. Bisogna dire che credo, non voglio, voi da fuori l'avete vista meglio, però penso che sia meritato i 3 punti, non lo so, sicuramente Treviso ha messo palloni, ha fatto in area, ci è arrivata più volte di noi, per l'amor del cielo, però poi bisogna fare 3 gol, sono tanti, è un palo, perché comunque sì, c'è l'errore del portiere, ma è un palo, sempre un palo è, e anche qualche altra conclusione, e poi bisogna vedere la forza delle 2 squadre, gli obiettivi delle 2 squadre, per cui penso che sia una vittoria meritata, basta. Quindi hai già detto che insomma, vedendo Treviso la difesa 3, forse mi ha agevolato e comunque mi ha sorpreso che... No, non so se mi ha dato o meno. Io ho visto l'ultima partita del Treviso, giocava con 4-2-4, no? E avevamo preparato di giocare con i centrocampisti in verticale per vedere come... e di attaccare con Zupperdoni e Peschiuta, che si dovevano buttarsi tra centrale e terzino, con una punta che stava tra i 2 centrali, un centrocampista e i nostri 2 centrocampisti in fase di possesso in verticale, e capire cosa facevano i loro 2 centrocampisti. E questo in fase di possesso. In fase di possesso doveva essere semplicemente un 5-4-1 o un 3-4-3, chiamalo come te pare, tanto se sei scroto con le linee poco cambia. Questo doveva essere il piano di gioco. Poi loro si sono presentati a 3 e un po' ci hanno tolto questa possibilità di andare dentro. E io lì subito gli ho detto ok, sono così, ho preso i centrocampisti invece di mettere in verticale li ho messi in orizzontale. Ho visto il campo come era Treviso, li ho messi in orizzontale e abbiamo creato una superiorità numerica in fase di ripartenza, di costruzione e di ripartenza. Bravi e con grossa personalità a giocarla da dietro e a giocarla sempre, perché comunque sei dentro che ti stai lottando alla salvezza. Per cui avere una squadra che si presenta a Treviso contro la prima in classifica e si mette anche a giocare con personalità non è facile, perché questione anche psicologicamente non è facile vedere una squadra che sta dietro, che fa quello che ha fatto i ragazzi oggi. Però ti dico che loro lo sono in grado di fare, perché la squadra è quella dell'anno scorso che a 3 giornate alla fine eravamo dentro i playoff, ok? È cambiato totalmente l'attacco, per cui è cambiato tutto il modo di giocare. Ma perché l'hanno fatto? Con tutto il rispetto, oggi abbiamo trovato un gran campo. Noi non giochiamo su noi purtroppo le grosse difficoltà che abbiamo noi è il campo d'allenamento e il campo da gioco. E non è facile lavorare, perché veramente ci alleniamo sul fango e giochiamo sul fango. Per cui per me i ragazzi sono tanto di cappello. Ma avessimo un campo come quello di Treviso e un campo di allenamento come le hanno le altre squadre, io sono convinto che questi ragazzi qua avrebbero 10 punti in più. Però è così, sappiamo che è così, tiriamoci su le maniche e portiamo a termine quello che c'è da portare a termine, che è la salvezza. Per chiudere con una battuta, adesso Conte deve aumentarsi il posto titolare giusto dopo. Ma no, cambia la partita prossima, no, con me, no, la partita prossima giochiamo al Macchia, giochiamo a Treviso, c'è bisogno di chi dà la profondità, sì. Ma io oggi che sono contento, sono i ragazzini, dai, abbiamo giocato 4 giovani noi oggi in campo, dall'inizio noi eravamo 4 giovani, ma sono contento che quando Ica è entrato ha fatto bene, perché le ultime partite non erano un po' così, e quando ce n'hai tanti di giovani devono imparare che a volte, soprattutto in questo girone qua, ci vuole, come si suol dire, la cazzimma, no? Ecco, e a volte fanno un po' tacco e punte, invece oggi l'hanno fatto bene. Possiamo definirli la mazza grandi, no? Sì, sicuramente se andiamo a vedere i risultati che abbiamo fatto contro le prime del campionato, sì, abbiamo fatto 8 punti e mazza grandi è magari un po' troppo, però noi abbiamo fatto la nostra prestazione, sapevamo di venire in un campo difficile contro la prima del campionato, quindi con umiltà e però anche voglia di giocare, di fare quello che avevamo provato in settimana e siamo venuti qui, ce la siamo giocata. Avete iniziato con un po' di difficoltà, ovviamente il Treviso ha cercato subito di portarsi in vantaggio, poi avete approfittato di un'azione in velocità e poi subito dopo siete riusciti a raddoppiare.
Sì, sicuramente la squadra di casa parte forte perché è normale, quindi sapevamo, ripeto, che venivamo qua in un campo difficile contro una squadra forte che partiva così e quindi l'abbiamo preparata in questo modo. E nelle ripartenze siamo stati bravi a sfruttare le minime occasioni e è normale che se avessi 2-0 a fine primo tempo è un risultato importante. Poi chiaramente nel secondo tempo avete un po' sofferto, il Treviso è andato molto vicino anche al gol del pareggio, insomma. Sì, abbiamo sofferto, siamo partiti benissimo forse, e la loro pressione ci ha messo un po' in difficoltà, come è normale che sia. Siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo preso il gol e poi ne abbiamo fatto noi, e quindi quello magari ci ha dato un po' di morale. Però ricordiamo l'attacco e la rosa che ha il Treviso, quindi è normale venire qua e soffrire. Il paradosso è che senza il vostro capocannoniere, secondo il peggior attacco, avete fatto 3 gol al numero di fede di Questo sì, è il bello del calcio, sì.